Ed ora gli ultimi dati sull'industria del riciclaggio, che produce ogni anno in Italia 150 miliardi, il 10% del nostro fatturato. Il servizio di Vito Daniello. 30.000 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette sono arrivate agli organi investigativi della direzione antimafia solo nel 2011, il 10% in più dell'anno precedente. Solo 445 di queste segnalazioni si sono però trasformate in inchieste legate alla criminalità organizzata. Transazioni e passaggi di denaro sono alla base di reati come riciclaggio, evasione fiscale, corruzione. Trovare formule comuni per risalire ai reali intestatari dei beni e alla tracciabilità del denaro è la richiesta che arriva dai professionisti del settore, riuniti in un convegno della Fondazione per il Notariato. Abbiamo notato che sulle percentuali delle segnalazioni sospette, proprio quelle dei professionisti sono intorno all'1%, c'è una percentuale molto bassa. Noi siamo disponibili a metterci attorno a un tavolo per fissare dei modelli, dei moduli, per avere le informazioni che ci servono per delineare il cliente con cui trattano. Per il Fondo Monetario Internazionale l'industria del denaro sporco produce il 5% della ricchezza mondiale, 150 miliardi il fatturato solo in Italia. L'elemento tempo è decisivo per fare le indagini e incardinare un processo, ha detto il generale Cuzzo Crea della Guardia di Finanza. Fondamentale è l'accesso alle banche dati, quella dei notai in particolare, mentre la criminalità organizzata si adegua esplorando nuove strade per ripulire il denaro sporco. Ci sono alcuni paesi dell'area del sud-est asiatico dove ovviamente la crisi economica è meno forte, morde di meno, dove esiste obiettivamente un pericolo e un interesse più evidente, più chiaro della criminalità organizzata a investire in quelle aree.